ancora tempo di terzo tempo, anche se è finita la stagione. Con l'eliminazione del Tamai dai playoff nazionali di eccellenza, le vittorie in Under 14 del Donatello e in Under 16 del Cernise Muzzane a livello regionale, sono terminate tutte le sfide. L'attività agonistica si è conclusa. Quindi parleremo ovviamente di questi ultimissimi verdetti, ma cominciamo a parlare anche del domani, anche se c'è tempo, c'è l'estate, ma noi aspettando il 14 giugno per Cotto, quando questa stagione che è finita la omaggeremo con le premiazioni e andando a rivivere tutto, nel frattempo cominciamo un po' anche a pensare a questo domani del calcio dilettanti. Sigla. Ormai comincia un po', insomma, il clima estivo, o meglio, vedendo la giornata di oggi neanche tanto, però a livello almeno così di calcio e di sport cominciamo a pensare assolutamente all'estate. Noi vi abbiamo annunciato la festa dei dilettanti il 14 giugno e poi penseremo al futuro, ai prossimi campionati. Con calma pensiamo al domani, non tutti, perché insomma c'è chi ovviamente adesso comincia a costruire il suo domani. Prendiamo in mano i temi di questo finale di stagione e ne discutiamo tra chi è ancora in campo, c'è stata anche è stato ancora in campo, c'è stata l'ultima promozione del Caporiaco, chi festeggia gli 80 anni del Fagagna, avete visto le immagini, chi non riesce a festeggiare ancora una volta il Tamai per il terzo anno consecutivo. Comunque la stagione è finita e ai miei ospiti chiedo, ma allora che stagione è stata? Come l'avete vissuta voi? Come la definireste? Ben ritrovato Max Rossi. Ciao Max. Ciao Max. Simone Fornasiere. Buonasera. Dennis Godeas. Buonasera. Sante Bernardo. Nicola Paolini. Buonasera a tutti. Nicola Paolini ha sempre la risposta pronta, quindi cosa mi diresti? Che stagione è stata? È stata, parliamo di che categoria? Dell'eccellenza? Dei dilettanti? Dove vuoi? Allora, partiamo dall'eccellenza, è stata una categoria dove si è corso almeno, l'ho sempre detto sin dal principio, e poi alla fine è emerso chi ha voluto vincerlo, ma insomma la volontà è emersa alla fine. Quindi questo è stata una bella categoria equilibrata, dove insomma si è capito che non abbiamo, è stato un anno un po' anomalo, ecco. Ok, Santa Bernardo. Ma sì, sono sulla stessa lunghezza d'onda, io parlo di eccellenza che la conosco un po' di più, lì forse ha vinto la squadra più brava, non la più forte, perché forse una più forte non c'era, a tratti un po' noioso quel campionato, no? Perché non ci dava degli spunti interessanti. Per il resto in promozione è stato tracciato quasi da subito sia nel girone A che nel girone B, e quindi insomma dai. Io sono subito d'accordo. Eccellenza. Perché l'eccellenza, perché insomma c'è tenuto lì a... Cosa dite? No, ma neanche io non l'ho trovata noiosa. Io, se devo parlare soprattutto delle due categorie principi sopra di eccellenza e promozione, è stata la stagione delle incertezze, perché fino all'ultima giornata non si sapeva chi avrebbe vinto. In promozione, come dice Sante, no, per la lotta scusa il gioco di parole, promozione, passaggio alla categoria superiore, non c'erano dubbi, però viste le tante retrocessioni, insomma, abbiamo visto che fino all'ultimo c'è stata tanta incertezza, no? È stata la stagione di incertezza. Dennis Godeas? Sì, sono anch'io sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché l'eccellenza è stata veramente una gara almeno, perché fino a metà campionato facevi fatica a trovare effettivamente una squadra che normalmente si impone per anche qualità che è in campo, invece c'era molto equilibrio, tanta
poca differenza tra la quart'ultima e magari la seconda, terza che si è piazzata, magari divertente perché c'erano un sacco di risultati un po' anomali, però sicuramente qualcosa di strano rispetto alla normalità dell'eccellenza. Ma secondo me, sì, come ha detto Nicola, anomala la stagione è la parola un po' più giusta, sia per l'eccellenza ma anche per la promozione, eccezione fatta chiaramente per quelle che hanno vinto, che erano le due, però sai, quando vai giù in 7, arrivi ottavo e retrocedi come Cusignacco, è qualcosa veramente di strano. Il prossimo anno toccherà la prima, così, quindi... Assolutamente. Allora, bene, insomma, questa stagione ha colpito soprattutto per questo. Per me è stata una stagione sicuramente anomala, fortunatamente anomala, perché non ho mai raccontato il calcio dilettanti così ogni giorno. Ringrazio TV12, ma anche siamo stati in onda su Tele4. Continueremo che martedì prossimo, aspettando il 14 giugno, per raccontarvi quali sono i protagonisti che verranno omaggiati, le nostre nomination finali. Abbiamo fatto le nomination tutta la stagione qua nei nostri studi con i nostri ospiti, e approfitto di questa ultima puntata per ringraziarli, ma poi andremo in onda ogni martedì tutta l'estate. Ci sarà anche d'estate il calcio dilettanti, ma prima di proiettarci al domani facciamo un passo indietro. La stagione incerta dell'eccellenza, il Tamai è stato un po' l'emblema di questa incertezza, ma aveva ancora la possibilità, ma con il Leon non ha trovato il gol. Vediamo cosa è successo domenica nella gara di ritorno. Servizio. Clima estivo a Tamai, dove i tifosi di casa per il terzo anno consecutivo si vedono nei playoff nazionali di eccellenza. La Leon arriva in Friuli Venezia Giulia per chiudere il discorso qualificazione. Forti del 4-2 dell'andata, hanno fatto una partita più da contenimento, ecco. Anche se contenere il Tamai non è cosa scontata. La squadra ha sempre buone trame e subito va vicina al vantaggio. Cross di Lirussi e Zorzetto di testa sfiora il palo. Ma c'è anche la qualità offensiva dei Brianzoli, con Gervasoni sulla sinistra bravo ad accentrarsi e concludere, ma la risposta di Giordano è d'applausi. Il portiere vola e mette in angolo. Rispetto all'andata un Tamai più solido anche in fase difensiva, con le chiusure di Parpinel, ma anche la prestazione da copertina di Pessot. La Leon torna a provarci su calcio d'angolo, liberando al tiro Ferre, che non inquadra la porta di poco. Ma il Tamai gioca e conclude. Con Zorzetto il missile si spegne sul fondo. A fondo di Bougma, palla al centro, sempre per l'attaccante, ma stavolta ci prova Lirussi dal limite, ancora pallone fuori. 0-0 a fine primo tempo con i rimpianti. Insomma, io penso che abbiamo onorato anche questi, sia il campionato ma anche queste partite giocate secondo me bene. Purtroppo all'andata abbiamo sbagliato qualcosina in più, insomma, no, quello l'abbiamo pagato poi nelle due partite. E se all'andata il Tamai subisce un gol di troppo, al ritorno resta secco e manca proprio un gol per riaprire la sfida. Stavolta anche la Leon è meno incisiva. Comelli calcia debole, Vassallo forte ma impreciso, Brambilla alto al termine di una bella azione. E poi l'episodio del rigore. Tacco illuminante di Pelle e imprudente scivolata di Consorti su Comelli. L'arbitro Cazzula, che ha gestito la gara con un metro poco chiaro, indica il dischetto. Bonseri, mattatore all'andata, non chiude la pratica e calcia sul palo. Ma il Tamai non ha la forza di approfittarne. Il tempo passa e l'ultima occasione è una bella punizione di Parpinel. Ma non è giornata. Il Tamai sfiora il gol. Come per il terzo anno consecutivo deve accontentarsi di sfiorare le promozioni o qualificazioni. Chiaro che uno dice 3 anni da secondi, pur facendo delle ottime prestazioni anche negli spareggi nazionali, però vanno avanti le altre squadre. Ecco, allora parliamo di questo Tamai che ha chiuso la stagione. Prima una battuta sulla gara di ritorno, Nicola. Sì, io ero allo stadio a vederla, come sai, obiettivamente i valori in campo erano a favore del Leon, che ci è dimostrata una squadra effettivamente in tutti i reparti più profonda, più forte, anche nell'individualità, ha gestito e poteva effettivamente anche vincere la gara al secondo tempo. Non ha mai rischiato, insomma, di mettere in discussione il passaggio del turno, quindi mi permetto di dire che il Tamai ha trovato un avversario obiettivamente forte. Lo avevano detto, si sapeva,
primo tempo poteva far gol. Primo tempo Tamai. sì, poi sono partite, sai, devi fare 2 gol, la devi sbloccare, devi andare su 1-0. Allora, su 1-0 magari anche l'avversario comincia un po' ad avere qualche timore, invece non è mai riuscito, a parte il colpo di testa di Zorzetto, poi gli altri comunque non sono mai state occasioni veramente Così clamorose, così no? clamorose. Forse sì, questa proprio quella iniziale, come hai detto tu, se la sblocchi qua, perché eravamo proprio Qui all'inizio. manca tanto, no? esatto, qui però a vedere la partita anche proprio nel dominio della gara, del controllo, il Leon ha sempre dimostrato di avere controllo della gara. Ecco, adesso però il tema Tamai io lo vado ad approfondire con voi su quelle frasi finali di Verardo, no? E poi cerchiamo di parlare di futuro, no? Con il Tamai, con cosa manca a questo Tamai dopo 3 anni per fare ancora un salto, cosa manca per il Dolce a questo punto, visto che il primo lo saltano e vanno al secondo da 3 anni consecutivi, però è una squadra a cui potrebbe mancare poco per arrivare al Dolce, no? Quindi ad un finale ancora migliore, come salire di categoria. Vi chiedo però, prima di sentire Verardo che parla di futuro, voi siete come leggete quelle dichiarazioni del Presidente, ovvero sì, facciamo bene ma poi passano gli altri, cioè a questo punto dei playoff nazionali basta accontentarsi del facciamo bene usciamo, Sante? Ma direi di no, nel senso che il Tamai quest'anno non doveva arrivare a spareggi, doveva vincerlo. Quindi, uscire agli spareggi ci sta forse, ma sì, perché con questa squadra incontri le Lombarde, magari sono attrezzate, si allenano al pomeriggio eccetera, però io ritengo che il Tamai doveva vincere il campionato. Max Rossi. Diciamo che quest'anno sì, ha ragione Sante, forse gli altri anni ha avuto meno rimpianti in campionato e più rimpianti ai playoff, perché veramente gli anni passati ci è andato veramente vicino. Quest'anno ha avuto pochi rimpianti secondo me ai playoff perché ha trovato una squadra più forte, però penso che ne abbiano tanti rimpianti per il campionato, e secondo me quello che dicevi prima, la domanda che hai detto, cosa manca, non me ne vogliano, ma ovviamente non è un'offesa né niente, ma solo un pensiero, secondo me manca la voglia, cioè quella voglia, cioè non è che San Luigi non ha voglia di andare su, ma manca quella voglia tipo, che ne so, Chions, tipo Briant, tipo di andare Tor Viscosa gli altri anni, di dire ok, andiamo, ci siamo, vinciamo. Cioè, tante volte quest'anno, anche quando erano in trasmissione, hanno detto sì, siamo qua, se andiamo su chiaramente non ci tiriamo indietro, ci siamo, però non è mai stato sì, non vogliamo basta, andare su. Non basta. E quindi siete d'accordo, chiedo anche a Fornasiere e a Godeas, non è il playoff quest'anno, quindi non è lì la chiave. Lì si può insomma uscire e accontentarsi di averlo fatto, è prima la lettura? O potrebbe anche essere ai playoff che non doveva bastare quel gioco bene maesco? Allora, sicuramente i grandi rimpianti, come è stato detto da Sante e da Max, riguardano il campionato, perché quando insomma arrivi per 2 anni di fila secondo e il terzo anno non c'è una corazzata come quelle che hai trovato i primi 2 anni, Brian e Chions, e arrivi secondo ma senza di fatto mai o quasi mai dare la sensazione di poterlo vincere, vuol dire che i rimpianti devi averli. Però anche i playoff lo fanno da 3 anni di fila, insomma vuol dire che se era una squadra attrezzata per vincere il campionato regionale non mi venite a dire che non poteva vincere i playoff nazionali. Quindi, perché insomma le Lombarde, anche questo è un ragionamento. Le Lombarde saranno forti, per l'amor di Dio, ma l'abbiamo visto, il Codroipo Corrovato che ha vinto il campionato se l'è giocata. Però c'è un tema, ti faccio un esempio, tu l'andata, quando vuoi farcela, l'andata vai a giocare in trasferta, una squadra così, affronti viaggio in giornata e giochi, no? Cioè, e pesa nell'impatto di una partita. Stavo arrivando a dirti anche questo, io l'ho saputa ieri, l'ho chiesto, non mi ricordo chi, e mi ha detto, Montagnese, domenica sera a Fagagna. Ho detto, ma scusa, ma a Vimercate siete andati il giorno prima? No, siamo partiti alle 6:30 la mattina. E allora tu vuol dire che non ti interessa di salire, mi dispiace. Non ti interessa, non lo so, però non aiuta, ecco, diciamo così. Goders, manchi? Ma io non sarei così critico, anche perché secondo me dipende da cosa hanno deciso
pre-campionato, nel senso che budget avevano intenzione di utilizzare per la stagione. Credo che abbiano fatto un buon campionato, però obiettivamente questa squadra, se in un campionato così livellato non sei riuscito veramente a mai dare l'impressione di poterlo vincere, perché se non mi sbaglio con San Luigi hanno perso sia andata che ritorno, con tutto il rispetto che San Luigi li conosco particolarmente bene, è secondo me una squadra forte, ma in un campionato, passatemi, normale di eccellenza, un campionato del Brian, ci sarebbe stato del Brian o del Chions degli ultimi anni, c'è un bel po' di livello secondo me tra quella tipologia di squadra, per cui in questo caso il Tamai ha fatto secondo me una buona squadra, ma che più o meno ha fatto quello che doveva fare, perché secondo me il mister, secondo me è un allenatore molto preparato, c'erano tutte le componenti, ma probabilmente in questo momento sono nell'ottica di se ce la faccio con quello che riesco a mettere sul piatto bene, altrimenti ci riproviamo l'anno dopo. Non c'era l'ansia del dover vincere. Scusa, hai ragione, però il budget, io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma una trasferta il giorno prima non può incidere su un budget di una società. Io parlo sempre per un discorso di squadra, se non parlo, per me è folle fare una partita il giorno stesso, però io ho un discorso generale di gestione di squadra, nel senso che si vede le rose bene o male, tutti quelli presenti penso che li conoscano bene. Però su questo ragionamento qua approfondiamo il discorso, cosa manca, no? Allora, sentiamo prima Verardo e poi De Agostini, perché quello che ha detto Godeas, ovvero non forza, no? Quindi questo non forzare, gliel'ho chiesto al Presidente, ma il Tamai continuerà con questa linea, come presumo, o magari si prova a forzare per andare in questa Serie D? Sentiamo il Presidente. 3 anni così, no? Molto vicini ai grandi obiettivi, è un percorso che tu vuoi che aggiungere quel tassello, insomma, per fare di nuovo il salto, o continua la filosofia non dobbiamo forzare questo obiettivo? Ma guarda, penso che la soddisfazione di vincere un campionato dia un'emozione immensa e penso che tutti i presidenti, ma anche tutti i tifosi, vorrebbero questo salto. Chiaro che oggi un po' la Serie D è temuta un po' da tutti, nonostante tutti aspiriamo ad arrivare là. E ti dirò che quest'anno, come dicevate voi in certe trasmissioni, anche noi molto probabilmente eravamo convinti che fosse l'anno buono del Tamai. Anche se quando siamo partiti, come in tutte le annate, pur sapendo di avere delle squadre ben organizzate e importanti, però l'obiettivo nostro è sempre quello di dire cerchiamo di fare un buon campionato, un ottimo campionato. Quello che abbiamo fatto in questi 3 anni. Chiaro, dispiace perché in tutti e 3 gli anni siamo arrivati secondi. Però, manca un po', vedremo il prossimo anno se riusciamo. Certo che il prossimo anno sarà ancora più difficile perché ci sarà ancora più competizione con squadre importanti, squadre ben strutturate, almeno da quello che vediamo e sentiamo, no? Perciò sarà un ulteriore stimolo per cercare di far meglio ancora. Fare ancora meglio, no? Naturalmente dice Verardo, vincere un campionato ha un valore, no? Ancora più che fare un playoff nazionale. Però quando una squadra arriva seconda per 3 anni consecutivi è ovvio che, anche perché stiamo parlando di una squadra con una tradizione importante, ne sa qualcosa Nicola Paolini, è giusto chiedersi cosa manca, manca un po'. Il Presidente non ci dà una risposta di cosa manca, mi date degli elementi su cosa manca. Max Rossi dice quella voglia, no, di andare fino in fondo. Nicola. Manca un po', ragione Denis e un po' anche Max, manca per riuscire a dire adesso io voglio vincere il campionato, come l'hanno fatto l'anno prima il Brelignano, l'anno dopo, l'anno prima ancora il Chions, deve avere un budget e deve dire vado perché ho questa possibilità e vado a giocarmela. Invece di dire ho questo, sicuramente voglio fare una buona squadra e vediamo se riesco anche a giocarmela, sono 2 cose diverse, perché l'aria che si respira negli spogliatoi, l'aria che si respira nell'ambiente è diverso. Quindi manca questo. Tamai è una squadra costruita con equilibrio, però Tamai sono funziona, bravissimi, no? E sono equilibratissimi, infatti sanno che se il budget è quello, ma infatti veramente si arrivano e dicono io allora, chiaro che se quest'anno non serviva il budget. È vero che tra l'altro, secondo me infatti io Tamai non penso servisse. Però sono partiti con la stessa, però sono partiti non dicendo sono partiti con lo stesso modo. Faccio, vedo come va. No, però poi è andata particolarmente male il giorno di andata. Quest'anno non serviva il budget, però una società come il Tamai
non è che ovviamente può pensare solo a quest'anno, no? Nel senso, vai su, ok, è vero che puoi fare la Serie D come vuoi, però poi una volta che vai in Serie D il budget forse, perlomeno, non dico che raddoppia perché non sono mai stato. Quella è la chiave, il Tamai ha un'esperienza, una capacità di lettura nella categoria superiore che non vuole affrontarla se non ha tutti i tasselli. Anche qua in Friuli abbiamo visto purtroppo più di qualche realtà, ok, vado, vinco l'eccellenza, va in Serie D, ok, retrocedo, non è un problema, però poi per smaltire l'anno della Serie D più di qualcuna... Però tu sei un giocatore... Io ci sono passato, è un po' la domanda che la gente si pone per il San Luigi adesso. Certo, esatto. Ho capito, però i giocatori, e qua siete tanti stati giocatori, a parte io e Fornasiere, no? Non penso sia stato giocatore. Io ho giocato in A con Goder. Dico, quando siete lì e c'è un campionato che potete vincerlo, il Tamai è una buona squadra, mica a un certo punto pensa, ma chissà se la società vuole, no? La squadra va. E il Tamai stesso va. Sicuramente qualche limite c'è stato. Ma per quello, cosa manca? Allora, forse ha ragione Max o Mix, tu cosa dici? Allora, come squadra, dal mio punto di vista, visto che l'anno scorso è arrivata seconda con delle corazzate, perché la Pro Gorizia era una corazzata, il Benia era una corazzata, l'anno prima uguale, non mancava nulla. Manca quella roba di dire, qua si deve vincere, punto. Ok. Dennis? Io resto della stessa opinione. Per me, per far vedere, io quando ho vinto l'eccellenza, con le poche volte che ci ho giocato, io ero nettamente, avevo la sensazione di essere nettamente più forte degli altri, sapevo che dovevo vincere, però era quella. Io avevo ma tu eri più forte degli altri? No, la squadra in generale, non è che giochi con solo Ciriello, ma è chiaro che se tu prendi Ciriello dai già l'input, no? Sai già che vuoi vincere il campionato, e il discorso è che il Tamai di quest'anno ha un buon 11, qualche alternativa, ma in panchina non ha chi ti può subentrare, che ti può veramente spezzare la partita. Attenzione, ne parlavo con qualcuno, che non voglio fare nomi, però 10 anni fa il Fontana Fredda vince un campionato con un 13-14 giocatori, era un campionato molto equilibrato. Ci sono dei campionati dove basta averne 13 che girano. Cioè noi, non è che se ti ricordi, Rivignano vinceva l'eccellenza, veniva su, non cambiava praticamente niente dell'eccellenza perché diceva andiamo su, facciamo la Serie D con quello che abbiamo, tornava giù l'anno dopo, ma era comunque contento, sereno, felice. No? E che nessuno entra nel merito, ad esempio, giocatori. C'è un leader così forte, faccio un esempio, no? Io volevo fare un'intervista con Zorzetto, che l'ha rifiutata. No, io lo dico, ci mancherebbe, io faccio il mio lavoro, lui non ha voluto dare l'intervista, va bene così. L'avrei trattato male, forse l'avrei trattato male durante l'anno. Probabilmente no, ma è colpa mia, io accetto che però io voglio dire, e mi dispiace, io lo ritengo un giocatore di altissimo livello, tra l'altro è prossimo al Pordenone, secondo me grande acquisto per il Pordenone, è un giocatore che in eccellenza farà la differenza, però è giusto che io, che faccio una trasmissione, anche se lui se la prende mi chieda, ma Zorzetto è stato così incisivo per spostare il livello, diventare lui l'uomo che vince l'eccellenza? Capite cosa voglio dire? Leader hai ragione, forse è una squadra che non ha grandissimi leader. In questo senso metto lui che è un giocatore fortissimo e gli faccio attorno a questa discussione, ma non per sminuirlo, ma per dire forse lui poteva portare il Tamai lì. Ma io l'ho detto durante tutto l'anno che è mancato Zorzetto, i gol di Zorzetto, Zorzetto, sono mancati i gol di Zorzetto perché l'altro anno aveva chiuso sopra i 20 e quest'anno no, quindi... Non so, Mortati può essere un leader, ma forse è giovane ancora, forse non ha quelle... No, potrebbe essere. Ha talento, quello che ha più talento. Bravissimo Mortati. Ne parleremo la prossima settimana perché ci sono le nomination dei migliori giocatori, comincio a svelare qualcosa, Mortati è tra i 4 migliori giocatori. Sai, per dirti, per il prossimo anno, come diceva adesso Dennis, un segnale importante ci sarà già. Cioè chi si porta a casa Ciriello non è che se lo porta a casa. Dopo parliamo, Ciriello, il tema di stasera che lascia la Serie D e... Insomma, ho due signori, due grandi attaccanti come Dennis e Max che mi devono dire cosa ne pensano. Lascia il Brian Lignano, non sappiamo se lascia la D. Lascia il Brian Lignano e secondo me, aggiungo, lascia la Serie D. Secondo me lascia la Serie D anche. Così è motivato. Poi ne secondo parliamo. me però... Allora, sentite però, abbiamo parlato con Verardo, sentiamo Mister De Agostini. Difficile da dire. Quest'anno è stato un anno particolare rispetto agli altri perché abbiamo avuto un girone di andata con un sacco di problemi, senza tornare sempre sui soliti discorsi. Abbiamo avuto un sacco di problemi e questo ha fatto sì che
perché c'è un dato che è eclatante, no? Insomma, noi a 3 partite dalla fine del giro d'andata abbiamo cambiato qualcosa. La squadra ha fatto 8 punti in più delle seconde, che erano Rive e San Luigi, perdendo con tutte e due. Quindi non è che uno dice magari sono stati gli scontri, no, abbiamo fatto veramente tanto. Il problema è che prima c'è stata qualche incomprensione, mettiamola così. Sono 3 anni di crescita, perché siamo arrivati prima a 15 punti, dopo siamo arrivati a 10, quest'anno a 1. La squadra è cresciuta, si è elevata. Devo essere sincero e dico faccio un po' di autocelebrazione. La squadra gioca a calcio, credo che anche oggi si è vista, no? L'anno scorso di qua a vedere anche l'anno scorso, credo nel primo tempo di oggi, chi ha visto il secondo tempo di domenica scorsa, insomma, questa squadra fa calcio, interpreta il calcio che volevo io, e che speriamo che continui a interpretare quel tipo di calcio, anche se il condottiero sarà diverso, ma io non posso che ritenermi soddisfatto. Chiaro che quest'anno siamo arrivati a, come ha detto il buon Mauro Lizzi, no, andarci vicino contro solo boccia, ed è bellissimo questa qua, la faccio mia, però insomma siamo stati come sempre protagonisti. Alla fine siamo noi quelli che andiamo in giro a far vedere che il Friuli non è più così facile da battere, che in giro gli tocca in Furlan Spudabalins, no? Per riuscire a batterci, insomma, dai, c'è anche orgoglio, tanto orgoglio. Orgoglio, la squadra gioca a calcio, sul cosa manca Aldea non risponde però. Ma è chiaro che non te lo dicono loro, cioè cosa ti devono venire a dire? Certo. Sarebbe un'autoaccusa. Da qualche indizio forse su quelle incomprensioni, secondo me il girone d'andata gira su qualche incomprensione, escono 2 giocatori, uno a Carniello. No, ma la frase lì è quella topica secondo me, cioè sì. Lui dice prima della quart'ultima di andata, di cosa ha detto, sì. C'è stata qualche incomprensione e vuol dire che qualche panno sporco l'hanno dovuto lavare. La squadra gioca a calcio, c'è l'orgoglio, allora visto che dobbiamo parlare di Idea che cambia veste, no? Mi dite come giudicate allora questo ciclo? È mancato l'acuto un po' probabilmente? Allora, il ciclo è sicuramente positivo, perché insomma, certo. Arrivare sempre comunque al secondo posto è sempre una classifica ottima. È chiaro che da un allenatore come il Dea, che tra l'altro ha vinto e sa vincere, in 3 anni ci si poteva aspettare, soprattutto quest'anno, il cosiddetto acuto. Però ce l'ha detto velatamente, qualche problema probabilmente a livello domestico all'interno l'ha avuto. No, poi ci serve da capire qual è la richiesta della società in questi 3 anni. Cioè. Ma sì, è vero, perché probabilmente non è mai stato imposto, esatto, no, di vincere. Invece però, visto che noi parliamo solo di vittorie, però si va a vedere anche le partite per il gusto di guardare e giocare a calcio, no? Insomma è vero che il Tamai quando è in giornata fa un bel calcio, siete d'accordo su questo? L'unica cosa del Tamai non è mai riuscito a trovare quella costanza lì in questi 3 anni qua. È vero che l'anno prima c'era il Bria, prima il Chions, però quest'anno alternava partite 4-0, 4-0, 4-0 e poi quando ti aspettavi boom, 1-0. Sì, quello è vero. Secondo me il ciclo è stato buono, cioè, perché sono arrivati 2 anni secondi, obiettivamente di più non potevano fare, no? Con 2 corazzate. Sul fatto che dice che è in crescita o è un fine semplicemente di un ciclo? Se è la fine di un ciclo non lo so, ma in crescita non direi, perché in crescita secondo me dovevi vincere quest'anno il campionato. È anche vero che magari loro ti possono rispondere che in Coppa sono andati a 3 minuti dal vincerla e in campionato a 2 punti dal vincerla, però coi seno di poi andiamo poco lontano. Però in crescita, cioè io in crescita faccio fatica un punto. Sì, appunto a 2 punti dal vincerlo, no? Sì. A 2 punti dal vincerlo, a 1 da giocare allo spareggio. Dipende sempre come valuti la stagione dell'Inter. Se la valuti positiva o ma negativa. poi fa la battuta, no? Deve andare vicino contro solo a boccia, no? Quello è vero, che è di moda, eccetera. Però anche l'Inter non puoi buttare via tutto perché ha perso una finale. No, esatto, adesso, quello no, cioè il discorso non buttiamo via. Infatti, però è in crescita, onestamente, d'accordo o meno? Fornasiere no? No, in crescita anche secondo me no. No? Godes? Neanche io. Non è crescita? No, allora, dopo 3 anni non penso che sia in crescita, anche perché ci sono delle uscite eccellenti, no? Mi sembra, quindi
Però voglio fare un piccolo inciso. A me dispiace tantissimo per Stefano perché chiude la carriera da allenatore senza averlo vinto, però oggettivamente il lavoro che lui ha fatto è stato ottimo. Dopo, se vinceva, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Scusa, anche lì, scusa ti interrompo, anche lì Zorzetto va al Pordenone, è vero, al Pordenone. Però Tamai secondo me ha la forza per poter trattenere Zorzetto. Bisogna volerlo trattenere, magari vuole cambiare quello attaccante. dico, perché il Tamai è una società con la S maiuscola. Certo. Cioè, ultima cosa. Se il calciatore se ne vuole andare, appunto, perché trattenere. Ma capiscimi, infatti, quello voglio dire, no? Scusate, c'è una frase, poi chiudo l'argomento, che dice, oltre alla crescita, il Dea ha detto, noi abbiamo fatto siamo stati la squadra migliore, però hanno perso con Rive e San Luigi, che sono le due squadre del girone di Rive la salvezza e San Luigi ha vinto il campionato. Però è proprio lì il problema, secondo me, non è un dato positivo. Cioè, ci sono delle partite chiave che lì devi andare a prenderti il punto o a fare i punti per fare la differenza, non i filotti che contano solo per la statistica. Non so se mi sono spiegato. Sì. Anche perché paradossalmente basta non perdere con San Luigi almeno una partita. Però è anche corretto che se con quella che vince il campionato fai 0 punti, le perdi entrambe, probabilmente la classifica dice il vero. Bastava vincere col Maniago Vajont che è retrocesso a settembre. Sì, va bene. Ma comunque non era adesso il processo al Tamai, però il Tamai è la squadra che chiude la stagione, che stava giocando per la Serie D, è stata in campo e quindi è l'ultimo tema che ci lascia, però ci lascia anche il tema di mister De Agostini che cambia veste, e al di là di tutte le analisi che abbiamo fatto, una cosa è certa, stiamo parlando di uno degli uomini del nostro calcio regionale, punto, questo è indiscutibile. Abbiamo parlato insomma anche un po' di quello che è stato il finale, che non è riuscito ad andare in panchina ancora per qualche problema personale, servizio. Il domani del Tamai è già iniziato con Furlan, mister, andata e ritorno dei playoff. Stefano De Agostini non è in panchina per questo ultimo suo appuntamento da allenatore, ma non ultimo appuntamento col Tamai. Abbiamo parlato e penso che faremo un percorso assieme. Resta qua? Beh, resta qua, senz'altro che resta qua, no, questo senz'altro. Poi il percorso che faremo lo decideremo, anzi lo stiamo decidendo assieme. Resterà a Tamai col ruolo di direttore sportivo e il Dea parla della sua assenza in panchina e quanto i problemi personali abbiano inciso sulla scelta di fermarsi e soprattutto sul suo percorso dilettantistico nelle ultime stagioni. È legato un po' a questo il tuo dire basta al calcio in panchina? Io l'ho detto a tutti, io sono arrivato, è stata, senza andare nei particolari, un'annata per me molto particolare, molto difficile. Questi problemi che sono comparsi anni fa, quanto hanno influito nel tuo percorso? Penso che mi abbiano troncato le gambe, potevo essere alto 3 metri e sono alto 1,22. Certo che sì, ma è normale, ma lo so, io non è che non vivo di fantasie, so insomma come funziona ed è giusto che sia funzionato così. Ho trovato per fortuna una società che mi ha saputo anche aspettare, a stima della persona prima che dell'allenatore, e qui c'è la grande qualità di questa enorme società che è il Tamai, e so benissimo che è stato un deterrente per me clamoroso. Ne ha parlato insomma Stefano De Agostini e insomma questa è il valore, no, dell'uomo, che di sicuro non ha bisogno di nascondersi su un tema anche personale. Lo ringrazio per il rapporto, il percorso che a tratti ho anche condiviso insomma con il Dea. Lascia la panchina, non lo definisce un ritiro vero e proprio, perché dice devo vedere in questa nuova veste come andrà, quindi non dice ritiro, però la sensazione, anche prendendo spunto dalle sue dichiarazioni, insomma, è che sia finita la storia in panchina e voglia provare un altro percorso che secondo me il Dea potrebbe riuscirgli. Sì. No? Ci ho parlato anch'io a fine partita, mi ha detto che tra l'altro oltre a fare il direttore solo della prima squadra gli piacerebbe proprio anche sotto, visionare, no? Anche sotto, andare a vedere proprio anche gli allenatori sotto, valutare insomma anche tutta la filiera.
e sicuramente con l'esperienza che ha, insomma, non è che stiamo qua a discutere. Certo. Stefano, insomma. Furlan sul solco del Dea, secondo voi o no? Come vedete questo cambio, Sante? Non lo so, faccio un grande in bocca al lupo, è una grande occasione perché penso che vada al top, non in Friuli, che Tamai dalla Juniores, bocca al lupo. Scommessa? Beh, penso proprio di sì. Sì? Uno che non ha mai allenato in categoria è una scommessa sicuramente. Come la vedete, Max? Insomma, io sono partito allo stesso modo, Sì. quindi insomma... Ci sta in questo percorso del Tamai? Penso di sì, cioè nel senso... Quello che è stato ieri, la chiusura di questi 3 anni e tutto, secondo me non è la fine di un ciclo, però sicuramente bisogna ripartire con qualcosa di diverso. Di diverso. Magari, però il fatto che resti un uomo come Stefano De Agostini in società e il fatto che già Furlan andasse in panchina, secondo me sarà anche un po' di continuità. Non che il Dea va a mettere no, poi Beck, insomma però... ha fatto il secondo l'anno scorso, quindi esatto. I ragazzi li conosce, dopo non so chi resta o meno, ma i ragazzi li conosce quasi tutti, quindi insomma okay. Non è sicuramente una scommessa, ma non è una cosa campata così in aria dell'ultimo momento. E allora auguriamo il miglior domani al Dea in questa nuova veste, a Mr. Furlan, al Tamai in generale, che abbiamo analizzato ovviamente anche andando a ragionare, a volte criticando, a volte omaggiando il percorso, fa parte del gioco, però ovviamente abbiamo parlato di una grande società che ha chiuso anche quest'anno, seconda in classifica. Noi ci fermiamo, pubblicità, torniamo fra poco con gli altri temi, un altro grande nome in panchina, Motta Valsistiana Sesian, dobbiamo parlare di mercato con Ciriello, parleremo degli 80 anni del Fagagna, della promozione Caporiacco e anche di calcio giovanile, fra poco. Eccoci qua, allora andiamo avanti, secondo tempo di terzo tempo, parliamo un po' di movimenti, di mercato, l'eccellenza sicuramente avrà tanti volti nuovi a livello di allenatori, abbiamo parlato anche di Furlan, del Tamai, in promozione Simone Motta riparte dal Sistiana Seslian, proprio un ex Denis Goder stasera con noi, cosa vuoi dire? Ho sentito Simone in questi giorni, abbiamo chiacchierato un po'. Ma io sono contento per lui se lui è contento, quindi gli posso fare solo un grande in bocca al lupo. La Sistiana comunque, insomma, conosco la gente che sono persone per bene, appassionate, insomma sarà complicato, sarà un'annata difficile perché ovviamente qualcosa dovranno cambiare vista la stagione un po' tribolata con lo spareggio, però insomma Simone è sicuramente un ragazzo che è super appassionato e secondo me competente, quindi farà sicuramente bene sperando che gli possano dare anche una mano perché credo che ci sia bisogno. C'è bisogno di qualche acquisto. Beh, normale, se la squadra va allo spareggio. È arrivato allo spareggio però in un campionato ovviamente anomalo, però insomma, è una di quelle squadre che secondo me con qualche aggiustamento può anche avere qualche ambizione, però bisogna vedere sempre se ci sono le possibilità e l'intenzione vera di poter fare qualcosina in più. Però insomma prendere già uno come Simone, no? Insomma, segnale importante, sì, sicuramente. Insomma tra i nomi del nostro calcio anche lui avrà voglia di rivincita. È appena retrocesso a Ronchi, quindi penso di sì, no? Che abbia voglia di rivincita. Poi però Simone Sistiana Sesian qualcosa di buono ha, no? Nel play-out si è salvato non a caso con Volas, Zolia. No? Sì, ci eravamo meravigliati della fatica che aveva fatto in campionato, soprattutto con quel reparto offensivo davanti, però l'abbiamo detto sorridendo poco fa, bisogna sempre ricordarci che si è andato allo spareggio arrivando ottavo, quindi sì, non è che... Sì, il tuo l'hai fatto tendenzialmente. Il tuo sì, più o meno l'hai fatto. Vedremo perché qualcosa però credo anch'io in qualcosa vada messo a mano, ecco. Qua la salvezza contro il Cusignacco maturata con quei gol nella gara di ritorno di Volas e Zolia e anche per un gol importantissimo di Crosato all'andata quando sul finale ha portato la prima gara sul 2-1, ha pesato tantissimo. A proposito di attaccanti, di gol, adesso parliamo di mercato. Ciriello è il nome che infiamma il calciomercato, no? Da ex grandissimi attaccanti, no? Ma cosa dici? Chi lo prende parte già con 10 punti su quella dietro, quindi... Se va in eccellenza, no? Certo, sì, se va in eccellenza. Poi i dettagli della separazione, insomma,
io ho sentito cosa ha detto Paolucci, quindi insomma sembrerebbe un discorso personale, quindi, però sai, è anche vero che ha una Serie D molto più vicina, ce l'ha a casa volendo, quindi sì. O ha la Serie D vicino a casa o ha l'eccellenza che ovviamente lo vuole, perché Muggia ha fatto un'offerta, Muggia ha voglia di fare bene, ha dei nuovi anche partner per aumentare il famoso budget dell'eccellenza, altrimenti non punti Ciriello. Il discorso di prima c'è l'LME del Tamai, insomma, cioè, prendere Ciriello cioè, vuol dire il prossimo anno proviamo a vincere. Allora, prima di guardare dove può andare Ciriello, io vi devo chiedere cosa pensate del salutare il Brian Lignano dopo una stagione da 20 gol. Allora, principale punto, Ciriello naturalmente ha un'offerta del Brian Lignano per continuare, non ci sono dubbi, però cosa c'è da valutare? C'è da valutare dopo 2 anni distanza, lavoro e quindi che cosa fare. La scelta di Ciriello non è che così fa un ragionamento ovviamente personale e lo porta a dire magari cerco qualcosa, vedremo cosa accadrà, cerco qualcosa di diverso, no? Dipende molto anche gli orari di allenamento, il Brian Lignano vuole cercare di anticipare questo orario di allenamento in Serie D, però al netto che noi non possiamo sapere gli equilibri di vita di Ciriello tra lavoro e calcio, no? Ci mancherebbe. Cosa pensate però di mollare, cioè abbandonare già la Serie D? Peccato, no? Ma Massimo, vuol dire che secondo me effettivamente l'impegno lavorativo per lui era determinante, cioè arrivato a quel punto lì mi sembra che Gianluca abbia 32 adesso, 93, quindi, 32. Che è ancora giovane per un attaccante che poi lui sta bene, però effettivamente può essere che arrivato a quel punto la priorità sei un po' alle strette e decidi di decidere che sia il lavoro. A me, non ho motivo di non credere assolutamente, ho parlato anch'io con Alessandro, con tutti, ho parlato anche con Marino e altri e tutti mi hanno detto che è stata questa la motivazione. Non essere comunque sorpreso, o comunque un po' spiazzato. Lo stesso Ciriello era anche dispiaciuto, però insomma si è sentito di dover fare questa scelta, quindi da questo punto di vista nessuno può dirgli nulla. Assolutamente, no, poi certo. Ha fatto tanto per Lignano e fai una scelta così, non è che adesso vedremo la scelta che farà, perché a me risulta che insomma, a me, da quello che so io, non andrà in Serie D ma andrà in eccellenza. No, però dipende, la scelta che farà poi diventa un tema di discussione però. Va a cercare l'offerta migliore, sia giusto o sbagliato, ognuno la pensi a suo modo. Ma non sono così convinto. Va a cercare l'offerta migliore, punto. Simone, però allora, e fa bene, se ti devo dire quello che penso io fa bene. Adesso non lo so perché non sono io che faccio le trattative. Dai. No, però l'offerta migliore economicamente secondo me era comunque quella del Lignano, che aveva anche alzato no, secondo me l'offerta migliore non era assolutamente quella del Lignano. Noi non sappiamo le cifre. No, volevo dirti che secondo me se tu la rapporti con l'impegno che ti richiede la Serie D, eccetera, se tu ti limiti a dire la linea economica, quella è quella migliore, senza ombra di dubbio. Se dopo tu la devi mettere, la devi contemperare con l'impegno lavorativo, con altro, eccetera, col fatto che sono a Trieste, che quindi non devo viaggiare 4 volte a settimana, quello è un altro discorso e possiamo valutarla. Perché, scusa Nick, non poteva essere la migliore quella del Brian, perché faceva un allenamento in più rispetto all'eccellenza. Se tu fai una proporzione non poteva essere la migliore quella del Brian. No, cioè tu mi hai detto, va dove gli danno di più. Dove gli fanno l'offerta migliore? E ripeto, non sono una critica verso Ciriello, così convinto. Ognuno la pensi come vuole. No, ma ti ho detto che non è vero, nel senso che secondo me invece puramente economica, comunque il Lignano ha fatto di tutto per trattenerlo, ma probabilmente lui anche rinunciando, sicuramente a qualcosa, dice ho un allenamento in meno, ha contemperato anche altri impegni, non solo il lato economico. Scusa, ma tu sei convinto che dove va l'offerta è più bassa di quella del Lignano, in meri numeri? Potrebbe anche essere. Per me no. No, però sai, alla fine da quello che ho capito io, poi io non lo conosco, ma mi sembra di aver capito che comunque finisce di lavorare alle 5:30, prende la macchina, è tutto un altro discorso. parte 4 volte a settimana e mi No, pare no, che ma l'anno infatti, scorso, usciamo da questa cosa. La Coppa, cioè uno se fa una scelta del genere, come diciamo adesso Simone, Nicola, come ne vanno, anche Dennis, magari ha fatto categorie più alte, però un po' di Serie D l'abbiamo fatta,
Ciriello adesso, se voleva l'offerta più alta, secondo me, Se mi l'andava permetto a di dire, prendere lì? bravissimo, non al Brian, con tutto rispetto per il Brian, capocannoniere, io ho visto gli altri gironi in giro e tutto, cioè capocannoniere del girone C, 20 anni, 32 anni, l'età migliore, adesso non mi piace parlare, ma Ciriello, se voleva, andava in Lombardia, andava da un'altra parte, parliamo di niente e stiamo parlando di niente. Togliamo un attimo il discorso degli equilibri personali, perché è brutto poi entrare in quel tema senza avere poi, se no dovremmo chiamare Ciriello che ce lo spiega e non l'ho fatto, però quindi dovrebbe dircelo lui. Restiamo al calcio, quanto però è un peccato per lui eventualmente non restare in Serie D in questo momento, e poi vi devo chiedere se siete preoccupati per il Brian Lignano. Dennis, voglio sentire te. No, io Ciriello l'ho conosciuto, tra l'altro essendo una zona triestina lo conosco particolarmente, però in generale il peccato per noi che non vediamo quel genere di attaccanti, che è uno dei pochi attaccanti che mi piacerebbe allenare, perché vedi che ha qualcosa di diverso dagli altri. Io l'ho visto dal vivo, e con tutto rispetto a tutti quelli che ho visto in eccellenza in questi 2 anni qua, fa un altro sport. Ma in eccellenza, è un passo indietro tornare in eccellenza? Ma no, perché se fai una valutazione che il calcio non sarà la tua vita, secondo me giustamente fai anche altri conti, ma non c'è nulla di negativo, anche perché lui tante volte questa tipologia di giocatori, al di là della qualità prettamente di campo, ma voi lo conoscete magari un po' meno, ma vi garantisco che quello che sposta tanto quando parli con chi ci gioca, ci lavora, è che lui ha la mentalità nella testa di un vero professionista, cioè è veramente una macchina anche per quello che ti dà, per spronare il gruppo, è uno che ti dà motivazione per quello che è la crescita di una squadra. Per quello è un giocatore che, se lo prendi, fai vedere che io voglio vincere, che sia l'eccellenza, ma con tutto il bene in D, io ho visto qualche partita, più di qualche partita quest'anno, ragazzi, io giocatori così dominanti quando è in giornata ne ho visti veramente pochi, quindi se io il Carlino lo prenderei, lo porterei in braccio al capo io. 25 anni adesso stiamo parlando di niente, 24, 25 è diverso, a quell'età lì è giusto che uno, anche perché mi pare che non so se ne ha 1 o 2, ma sicuramente un figlio ho visto che ce l'ha, non so se ne ha 2, è chiaro che poi uno fa il conto su tutto. È un ragazzo super per bene. Appassionato, e secondo me in questo momento sta facendo le valutazioni diverse da quello che è solo categoria, ma come è giusto fare quando hai una prospettiva. Adesso fai una gestione di quello che è, secondo me, una cosa corretta. Ma infatti è giusto, io sono d'accordo. Io dico che sceglie l'offerta più alta proprio per quello, ho fatto una scelta di vita, ma sceglie l'offerta più alta, non c'è un dubbio su questo. Non è neanche solo una questione economica, è proprio una questione di comodità, di stare nel posto migliore. Aspetta, oggi non lo sappiamo, però Simone, scusami. Oggi non lo sappiamo. Voi sapete già dove va, perché io non infatti, oggi non lo sappiamo. Ma dai, la categoria deve valere, se no è finito tutto. Allora, voglio aggiungere una cosa al tuo ragionamento, non ti abbandono lì, perché voglio aggiungere questo. Allora, e poi mi dite cosa ne pensate. Il punto è, se vedo Ciriello che va al Monza, che decido di scendere in categoria, sono vicino a casa, un ambiente, i giocatori ti vogliono, creano la situazione per accoglierti, secondo me è una storia che ci può stare anche all'interno della categoria, perché sposa tutto il nostro ragionamento. Mettiamo vada all'LME, altra squadra che non è segreto, lo cerchi, no? Ha provato anche De Magista col Teo, visto che ha lavorato insieme a Torviscosa a Pitellino, ma non credo sia possibile, poi non si sa mai, no? L'LME invece, io dico, se vai all'LME rischi che passi quel discorso che dice Fornasera, perché io potrei dirti, ma scusa, ma allora Mortegliano, Lignano, è vero una categoria in meno, è vero l'orario, ma a quel punto faccio ancora uno sforzo per la categoria. Ma io non sono d'accordo neanche su questo, perché secondo me se lui fa la valutazione che preferisce avere magari un impegno minore, ma queste sono cose che, a parte che giustamente dovrebbe parlarne lui, ma in generale anche con tutto il rispetto, sapendo che non è la tua vita, che non sarà la tua vita da grande, da post calcio. No, ma allora ha ragione Simone. Ma semplicemente fai un discorso che magari stai in una categoria in cui sei un po' più, ovvio che l'impegno anche prettamente fisico è diverso, l'impegno anche lavorativo probabilmente può prendere un passo diverso, e anche se va a Mortegliano non ci vedrei nulla di anomalo, ci sta, secondo me a quell'età lì, in questo momento qua, dopo che onestamente ha dimostrato di essere dominante dove va,
io non avrei nessun problema. Io sono passato dalla D all'eccellenza alla seconda categoria, ho giocato, mi sono divertito probabilmente di più, ma cioè, ovvio io ho un percorso diverso, però in questo momento qua non penso che a lui gli sposti fare l'anno in più. A noi che magari vedi il calcio perché giustamente hai l'ambizione di, ma uno che l'ha già fatto, l'ha già dimostrato, cosa gli sposterà mai se fa l'anno in più a Bria, che probabilmente a Lignano giustamente avrebbero fatto di tutto perché è un bravo ragazzo. Io metto la discussione, poi insomma siete delle personalità che mi interessa la vostra opinione, quindi conta e come, però non ho ancora sentito Santebernardo. Ma allora tieni conto che lui fa sta scelta da capocannoniere della Serie D e quindi è una scelta di vita, semplice. E potrebbe andare veramente perché, ovunque. Quindi vieni dalla mia. Scelto l'offerta. No, ha scelto. Allora ditemi cosa ha scelto se uno non ha scelto. È il capocannoniere della D e la scelta della vita andare all'LMA. Va bene? Scusa. Allora, se io sono il più forte. Ma non gli do torto, sì, no, perché bisogna anche parlare di soldi e non far finta di niente. Se io sono il più forte, è giusto che vengo pagato. Se sono il più forte, se no non vengo pagato. Ma lì lui è il capocannoniere della Serie D. Ok, ha fatto 70 gol in 2 anni, ha fatto una scelta di vita, di qualità della vita, non di qualità economica, di qualità della vita, un allenamento in meno, uno sforzo in meno, magari noi non lo sappiamo, il suo ruolo a lavoro sta prendendo spicco e quindi ci si deve dedicare di più. Poi se va in eccellenza è chiaro che lo riempiono d'oro, il più forte, punto. Brian Lignano invece quanto perde, oppure perché c'è anche chi dice Brian Lignano lo sostituirà. Brian Lignano ha dimostrato di saper fare, cioè ha fatto bene, adesso troverà il modo di dimostrarlo anche senza Ciriello, perché noi abbiamo parlato di questo. Ciriello è decisivo totalmente sul futuro di Brian Lignano o non bisogna vedere tutto attorno al nome importante di Bomber Ciriello? Il Paris ha vinto senza Mbappé la Champions. Sì, però perdono uno che ha fatto 50 gol in 2 anni. Va bene, ne prenderanno 2 che ne fanno 3. È chiaro che è stato determinante, è evidente, adesso dovrà essere bravo Paolucci e la società a trovare giocatori per rimpiazzarli, però è chiaro che è un passaggio che devono fare, ma non è né il primo caso né l'ultimo che perdi. Sicuramente un giocatore che ha spostato gli equilibri in assoluto, ma se è una super squadra togli il capocannoniere, comunque il giocatore principe, ho capito, normale, però si va avanti, le squadre si rifanno, vanno a cercare. È una persona stracompetente e che sa, il Brian ha dimostrato di essere una società super competente perché si è arrivata lì e perché hanno fatto le cose fatte bene, quindi sicuramente sarà un problema perché lui, vi dico che è un grandissimo giocatore di eccellenza e poteva veramente andare ovunque, ma vi posso garantire che anche quello che ti dà per il contesto campo, a livello motivazionale, a livello di carattere, è altrettanto importante di quello che ti dà a livello qualitativo. Per quello è un giocatore che veramente è da prendere sempre bendato. Quindi il Brian perde tanto. Sì, perde tanto come perderebbe qualsiasi un giocatore così. E la storia un po' di tutti i giocatori poi finiscono e quindi le società attrezzate come il Brian faranno. Troveranno certo, il problema è che attaccanti ce n'è sempre di meno. Ma magari miglioreranno la squadra anche un po' in tutti i reparti. Cioè, non è... Certo, sì, puoi intervenire in maniera diversa. Poi penso, secondo me è vero che il Brian abbia fatto di tutto per tenerlo, ma penso anche, conoscendo comunque le qualità di Paolucci, che non sia impreparato, che non è una cosa che non aveva già valutato e quindi probabilmente noi non lo sappiamo. Ma su questo te lo dico io che lo so, ha fatto di tutto per tenerlo. No, certo, però io dico... su questo, ma sappiamo, lo dico in senso positivo, perché io non sto dicendo il contrario, sto dicendo che secondo me, noi sappiamo da anni, anch'io da esterno so che comunque Ciriello si fa un mazzo così perché finisce di lavorare, e quindi io, direttore sportivo del Brian, tutta la vita ovviamente tengo Ciriello e faccio tutto per tenerlo, ma secondo me già a febbraio-marzo, viste le qualità di Paolucci, dico però potrebbe essere che ogni giorno in macchina su e giù tutto, potrebbe anche essere che Ciriello a fine anno mi dica e quindi inizio già a muovermi, secondo me un piano B, un piano C lo starà facendo sicuramente. Esatto, assolutamente. Simone, quindi? No, sono fiducioso anch'io, ma io guardate che io non sto criticando Ciriello, io farei uguale se fossi in lui, farei una scelta di vita uguale, ma non mi si venga a dire a me personalmente che non sceglie l'offerta migliore. Per me il
il leitmotiv per cui cambia è quello, e fa bene, lo dico. Secondo me non è proprio, cioè, messa bene. come la metti tu. Ma scusa, nella parola offerta migliore cosa intendi? Se parli solo di soldi, Ma secondo no, me non è così. È successiva quella. È economica. No, secondo me Simone dice che nel momento Ma in fa cui bene, adesso, penso, nel momento in cui adesso cambia e non cambia per soldi, adesso poi No, lui parla invece di scelte economiche. adesso dice sceglie l'offerta migliore. Ma è migliore anche di quella del Brian, non me la può far credere lui che non è così. Io non so i numeri, ma è migliore anche di quella del Brian, te lo garantisco. Te lo garantisco. Guarda Dennis Dennis non sa. Non lo so. Comunque Ha giocato a Palermo. e dove va? Comunque, Dove va? Dove va? Secondo me va all'LME. Secondo me va Muggia. Secondo me Muggia. Quelle sono, se non è zuppa sono Comunque- merda. Ha capito? Ti Dobbiamo dico quello che sbilanciarci penso. un po', se no facciamo sempre... Però dove va? Vince. no, è un vince, bel segnale, questo teniamo il suo privato. Vince non lo so, però Chi prende, Dove va, vince. cioè, come dice Max giustamente, chi prende Ciriello fa una dichiarazione. certo, cioè non è che anche certo. prendo Ciriello per fare una salvezza tranquilla. chi prende Ciriello parte in prima fila al Gran No, Premio parte col di favorito. Monaco, dove si sorpassa Come si poco, dice, si palesa. È vero. Ti rispondo, scusa, se vuoi. No, sono d'accordo con Dennis, anch'io ho fiducia nel Brian, in Alessandro Paolucci, che è l'uomo mercato, perché insomma hanno dimostrato comunque anche gli innesti che hanno fatto quest'anno di aver messo dentro gente in gamba, però sono un po' preoccupato perché non è così facile trovare attaccanti di quel livello. Quando sostituisci il capocannoniere devi vederci veramente lungo per ritrovare uno che si avvicina. A meno che ci potrebbe essere un'altra squadra, spero di no, ma a Trieste. Speriamo che lì non si può, lasciamo stare. Una sappiamo già che è San Luigi. No, c'è il tema Triestina, no? che potrebbe andare Speriamo verso di il no, fallimento. ovviamente. Ciao, tutti lo speriamo di no. Le notizie non sono confortanti. Per niente, anzi. Però sarebbe neanche una cosa così immediata, quindi sai, è vero che non fa fatica a trovare È squadra. vero, chiaro. I tempi non aiutano quella destinazione. Speriamo che non esista neanche quella destinazione. I tempi non sono facili in generale per la Triestina, credo Nicola, anche per creare un rientro immediato con magari l'eccellenza o la D. Non credo sia così scontato trovare di nuovo qualcuno che arriva. Però se non con la arriva valigia, in questo no? momento il futuro non è roseo, mi dispiace. Cioè è dura. Comunque il problema vero, Massimo, sono anche veramente i tempi stretti solo per... noi non è che parliamo di mesi, parliamo di giorni. Sì, ma per la proprietà attuale è un problema di giorni. Poi se dovesse cambiare proprietà, insomma, in un mese Comunque, si riesce a fare. È chiaro che bisognerà trovare qualcuno che... Ma scusa, la penalizzazione che loro hanno preso, se la portano dietro anche se ripartono da un campionato? No, perché non ho la società. Segue la matricola. Cambiano proprio la matricola. Allora, sì, in quel caso se ripartono faranno come hanno fatto nel 2012 la nuova Triestina, 2016 dovranno che cambiare. c'era 2012, 2016 e adesso potrebbe rischiare il 2025. Povera non Triestina, certo. insomma, prima ancora del 2012, non è distante l'altra ancora, se non ricordo la data, ma Inserimento ogni 4-5 anni avanti di sto passo. Questo è un tema proprio non è bene. incredibile. chi ti fa Triestina? Scusate, noi abbiamo detto di Ciriello che infiamma il mercato e dove andrà farà la differenza. Però occhio, la prossima eccellenza, il Pordenone, l'ho detto prima, intanto in attacco prende Zorzetto, sta costruendo una buona squadra, il Chions ha annunciato Urbanetto, Commisso. Secondo me il prossimo anno Sante potrebbe tornare un'eccellenza con 2-3, c'è il Tamai stesso che comunque è una squadra LME e Muggia che ha ambizioni. Ricordiamoci che il Muggia è arrivato terzo, quindi se la squadra è terza in classifica prende Ciriello, cioè si potrebbe in un anno svoltare proprio trovare un'eccellenza equilibrata. Sai, sono tornate piazze importanti, comunque il Ma Chios, durante l'anno l'abbiamo detto, vinciamo questo perché poi il prossimo è più complesso. Cambia la storia, no? Cambia la musica. Comunque vedremo cosa accadrà, uno dei grandi nomi del mercato, si attende di capire dove andrà a giocare Ciriello, bomber della Serie D, e questo è un tema, no? Da quanti anni ci mancava un bomber in Serie D? Sei stato bomber in Serie D tu?
di girone? Un anno, un po' di merito, sì. Tu quindi? No. Infatti 20, però non so se ero prima. No, ma era normale per lui farne 20. Però comunque 20 li hai fatti, no? A proposito di Serie D a Monfalcone, che l'anno dopo ci sono ritrovati. Quell'anno lì in chiudi a terza 20 con quel Monfalcone? Mamma mia. 19. C'era con Zubin con te forse. Sì, con Zubo. Col buon Zorati e buon Giuliano. Però insomma, questo per dire nomi come il tuo, quindi Max Rossi, no? Nicola Ladì che abbiamo conosciuto, poi non siamo riusciti. Io non ero un bomber come loro. Però. No, ma dovevamo fare la puntata sulla Serie D, ma non abbiamo avuto i tempi tecnici, ma sarà un tema che resta. Peccato, a me resta quel tema lì, al di là di andare a fare i ragionamenti su Ciriello, che è libero e ci mancherebbe di fare quello che vuole, gli auguriamo il meglio. No, fa bene, a me dispiace che manchi un attaccante così in quella sicuro, categoria. ma per tutto, esatto, non solo per noi, ma per la categoria in Esatto, generale. perché a livello regionale era tanti anni perché è sempre più difficile trovare punte vere. Una volta che in una categoria ne trovi uno, è chiaro che è piacere che resti più. Beh, in Friuli sì, non ce n'è. Friuli, forse Nicoloso è del Friuli. Nicoloso si è fatto bene a Porto, no? Però erano anni che un nostro regionale insomma non faceva così bene e ovviamente poi c'è il Brian Lignano che speriamo trovi 1-2 sostituti di questo Ciriello e che continui questo bel percorso con la presidenza Zeno Roma dopo la salvezza. Vi voglio parlare adesso di un po' di storie di questo finale di stagione prima di salutarci. Adesso andiamo a Fagagna che ha festeggiato gli 80 anni di società. Servizio. Allora sì, propaganda, e non c'è più niente che mi manca. 80 anni di calcio a Fagagna, un percorso condiviso con un paese che si è riconosciuto nei colori rossoneri. Dal sindaco Chiarvesio, conservato un suo gol in uno storico spareggio col Diana, a giocatori dal curriculum illustre come Gianfranco Cinello. Sia qui in Friuli, ma anche alla Cremonese, piuttosto che al Lecce o all'Empoli, mi hanno sempre riconosciuto come il rosso di Fagagna, quindi adesso, come dicevo prima, il rosso un po' sbiadito nei capelli, ma il cuore rosso-nero è sempre forte, no? E quindi il fatto di portare in giro per l'Italia il nome del mio paese per me è stato motivo d'orgoglio. E poi uno come Luca Merlino, il presidente, che col Fagagna ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Sicuramente per me è un orgoglio essere presidente di una società così gloriosa, 80 anni di vita. Posso dire che per me è una doppia soddisfazione perché comunque essendo fagagnese doc, avendo giocato, poi avendo ricoperto i ruoli di dirigente, di accompagnatore, direttore sportivo, mister, adesso presidente, per me insomma è un grande motivo di orgoglio, soprattutto anche perché comunque il DNA fagagnese me l'ha trasferito mio nonno, che è stato uno dei fondatori di questo sodalizio, insomma. Tanti aneddoti e personaggi della storia sono raccontati nel libro scritto dal giornalista Domenico Pecile, insieme a diversi momenti da ricordare. Sicuramente i ricordi più belli con la vittoria della Coppa Italia d'eccellenza nel 94-95, il momento della retrocessione del primo anno di mia presidenza, dalla promozione alla prima dopo 30 anni che Fagagna non cadeva in prima, è stato un momento chiave perché lì poi è scoccata la risalita che ci ha portato dove siamo. Il Fagagna adesso è in eccellenza, di nuovo da 5 anni, con qualità e voglia di crescere, ma sempre con lo spirito che contraddistingue i rossoneri, serietà e sorrisi. A Fagagna si fanno le cose bene, si vuole fare calcio in maniera professionale, però sempre con uno spirito di divertimento dilettantistico. Guardando al domani cosa vede? Ma guardando al domani vedo un settore giovanile che, come oggi verrà testimoniato, è in crescita. Abbiamo ottenuto tutte le categorie regionali nella parte agonistica, quindi continuiamo a crescere con i nostri giovani. Abbiamo vinto il premio valorizzazione giovani nelle squadre di eccellenza, quindi il nostro obiettivo è continuare sui giovani perché pensiamo che questo sia il futuro, insomma. Sono stati 2 giorni di festa, domenica con le autorità e lunedì con il proprio settore giovanile, a cui rivolge il messaggio Michele Lestani, che in rossonero ha iniziato a giocare prima di una carriera tra i professionisti. Fin da piccolo era la squadra del paese, ma fin da piccolo è stata una seconda casa. Il papà ha giocato nel Pro Fagagna, poi è stato anche allenatore, quindi per me è sempre stata una seconda casa e sono contento che in questi anni
continua, come a dimostrazione oggi erano 250 bambini in sala, continua a dimostrare di credere e investire non solo risorse economiche ma anche risorse umane nel settore giovanile, in questi ragazzi che sono fantastici, bellissimo. E insieme ai giovani la sfilata fino al campo per chiudere le celebrazioni e continuare come da 80 anni a questa parte a tifare Pro Fagagna. Dopo che hai fatto il presidente cosa fai? Farò di nuovo il tifoso. Pro Fagagna, la risposta ad ogni tua domanda. E allora, parte l'inno, no, che si ispira, no? Si ispira, usa le note di propaganda, no? E quindi poi è stato risistemato e adattato alla Pro Fagagna. Fra poco vi faccio ascoltare anche un altro inno. Poco lontano, però prima vorrei dire la cosa che mi piace di tutto questo, e qua vorrei che intervenissero Nicola e Simone, che anche conoscono bene Luca Merlino. Un ragazzo che ha fatto il calciatore, ha fatto tutti i ruoli, è al chiosco, diventa presidente. Questo un po' caratterizza il mondo dei dilettanti, no? È una storia bellissima, tra l'altro anche lui poi rappresenta anche un po' la nostra friulanità, no? Lui è proprio tra l'altro l'emblema, attaccatissimo alla sua società, peraltro competente perché è un presidente bravo e quindi penso che sia il più giovane, perché ormai è un bel po' di anni tra l'altro che è presidente. 9 anni. 9 anni, ma gli vanno fatti veramente i complimenti i migliori complimenti, ma meno male, ecco, bravo. Sì, ma poi è bello, no? Il fatto di aver fatto tutto, tu hai presentato le 2 giornate, un po' incarna, no? Lo spirito del Fagagna. Io ogni volta che vado a Fagagna, e l'hanno dimostrato i due eventi, vedo che una simbiosi fra squadra di calcio, comunità, amministrazione comunale, come lì, la trovi da poche parti. Che poi non è il classico presidente che ha voluto investire sulla prima squadra, ma quello che sta facendo infatti le immagini è proprio voler del far crescere tutta la società, era orgoglioso di dire che c'è tutta la filiera, tutte le categorie. Ragazzi, noi parliamo di calcio, di obiettivi, di tecnica, di tattica, perché ovviamente insomma, di tattica anche poco, visto che ci capisco poco, però comunque cerchiamo di trattare il calcio anche dilettanti in quell'ottica lì, no? Come si arriva al risultato, avete sentito come ho parlato del Tamai, però credo che poi i dilettanti devono avere quella cosa lì che hai detto, quella simbiosi, quella territorialità, perché altrimenti i risultati durano poco. Io credo che i dilettanti sia la dimensione decisiva. Poi non dimentichiamo che Merlino arriva al primo anno di presidente, retrocedono dalla promozione in prima categoria, in 3 anni sono tornati in eccellenza dove sono tuttora. Infatti. No, perché non è sempre facile, perché tu che sei stato un grande, sei stato professionista, adattarsi poi a questo meccanismo di territorio, dilettantismo, non sempre è scontato, no? No, ma siccome ho avuto il piacere di conoscere la parte del presidente, ma anche come sono organizzate, secondo me la Pro Fagagna è proprio la fotografia di quello che dovrebbe essere una società dilettantistica, cioè fatta veramente con territorio, paese, tutta la filiera, cioè fatte le cose fatte bene. Poi alla fine i risultati poi non sono mai casuali e si vede che chi decide infatti è uno che qualcosa ci capisce, è competente ed è anche appassionato, perché ci vuole anche un sacco di impegno solo come ore che ci devi dedicare. Chiaro. Quindi sono bravissimi, lui è bravissimo, quindi poi se lo meritano. I risultati poi per arrivare in ogni categoria serve la professionalità che hanno, serve l'allenatore giusto, serve che anche a livello di campo le cose girino, no? Però poi la base ti fa durare, però quella è la base, ti fa durare 80 anni, che ti fa guardare al futuro in una certa maniera. Quindi sono stato all'evento del settore giovanile, credo sia stato molto bello, anche il giorno prima, però quello del settore giovanile secondo me ha un significato molto importante. Dall'inno della Pro Fagagna, oggi io e Simone Fornasiere abbiamo vissuto una giornata epica. Lui conosceva già l'inno del Caporiacco, da persona seria, io no. Dove Merlino ha giocato, peraltro. Merlino ha giocato e l'avrà cantato questo inno. Credo tu lo proprio conoscevi l'inno del Caporiacco? Godas? No. Sante?
Non lo conosco ancora. Sante che viene da fuori forse non conosce neanche dov'è Caporiacco, senza offesa al Caporiacco. Esatto. No. L'ultima promossa, però al di là dell'inno, è il Caporiacco che sale in seconda categoria, quindi abbiamo parlato di tutti i verdetti in questa stagione del calcio dilettanti, sulle note di Ligabue e servizio. L'ultima promozione della stagione del calcio dilettanti è quella del Caporiacco, che sale dalla terza categoria alla seconda grazie alla vittoria nel playoff contro il Coseano per 2-1, reti di Costantini e Saro, e possono festeggiare insieme al presidente Narduzzi. Promozione meritata e soprattutto festeggiata, anche se al posto del classico pullman scoperto a Caporiacco hanno scelto soluzioni alternative per omaggiare i loro giocatori, cose che accadono solo nei paesi dove il calcio dilettanti viene vissuto così, come un divertimento. E in questo a Chiaurià sono maestri, hanno messo via le ambizioni del passato, ma restano pur sempre una squadra unica nel panorama dilettantistico regionale. Sigue sempre Chiaurià. Se tu has voglia di cantare, fas un giro per Scolini, fermiti a Chiaurià. Ecco, sulle note di ho messo via in partenza può essere uno shock, sia chiaro, però poi è una figata, voglio dire, cioè guardate... I guasti di Caporiacco. Sono andate... Chi ha mai fatto il pullman scoperto? Forse Dennis. Ma io ho vinto, quando ho vinto il campionato a Messina c'era, so che hanno però era tanti anni fa, era una cosa diversa. Ma trasporto animali vivi? No. Ho fatto il trattore a Gradisca. Quello mi manca. Trattore a Gradisca. Sì. Trasporto animali vivi, siamo all'apoteosi. E poi insomma, Simone, dai, che cantano questo inno tutti insieme, ma poi la festa, la dedica a Carlo Narduzzi, indimenticato presidente, no? Direi... Insomma, altro paese tra realtà di puro dilettantismo. È una realtà veramente di paese Caporiacco, campo privato, sono una frazione del comune di Colloredo, tra l'altro Colloredo è retrocesso, loro sono stati promossi, quindi immagino che anche a quello abbiano guardato loro quest'anno. È veramente una realtà di paese Caporiacco, penso non si offendano, anzi ne siano orgogliosi. Credo anch'io, promossi, e gli facciamo i complimenti. Gli ultimi verdetti anche nel calcio giovanile, vi lascio con le immagini di questa sfida tra Cernis Muzzane e Donatello, un titolo a testa, nell'Under 14 il Donatello, nell'Under 16 il Cernis Muzzane. Ringrazio anche Simone Fornasiere per le immagini. E noi, io e te Simone, ci ritroviamo martedì prossimo per la puntata dedicata alle nomination della festa di Percotto il 14 giugno, la festa dei dilettanti, ma tutti voi vi aspetto a Percotto. Vi ringrazio di cuore per questa stagione, per avermi dato una mano, per aver dato le vostre opinioni, ma insomma siete tutti ospiti competenti che apprezzo e insomma anche con cui ho creato un bel rapporto. Grazie a Max Rossi, grazie a te, Max. Grazie a Dennis Godias, e dobbiamo andare a Castelmonte. Ci andiamo con calma. Ci andiamo. Grazie a Sante Bernardo, Nicola Paolini. Grazie Massimo. E noi appunto ci ritroviamo martedì prossimo, grazie a Francesco Zilli e Pietro Piccini in regia, ultimo servizio dedicato al calcio giovanile. Lunedì 2 giugno la giornata delle sfide tra Cernis Muzzane e Donatello a livello giovanile a Santa Maria, la finale Under 14 regionale. Prima giocata Carnese libera Odorico al tiro, pallone fuori. Attenzione a Cressa col destro, non inquadra la porta. Poi ci prova Masotti per il Donatello, dribbling da applausi ma sinistro alto.
Attenzione alla squadra di Varutti, bravo Cressa ad allungare palla su Lepre, lo scambio con Scorziello e poi mette in rete. Lepre porta in vantaggio il Donatello 1-0. Ancora Donatello con Lepre che vuole restituire il favore a Scorziello, va con il sinistro, Buzzi para, bell'intervento. Giuliano poi ci prova col sinistro ma calcia alto sopra la traversa. E poi nella ripresa Scorziello fermato, ancora non attento Buzzi, poi il pallone supera la linea di fondo, tutto fermo. Attenzione a Miani che va via, poi Rubino con il sinistro murato da Sandrin. Ancora Cernis Muzzana, un buon momento, Carducci servito da Cocciani, poi Valvasori calcia addosso a Carducci, spreca l'occasione Cernis Muzzane, anche con Bivi non va e quindi torna in attacco il Donatello con Cimenti, pallone fuori. Attenzione a Pauletto, la deviazione sul palo, rischia il Cernis Muzzane e alla fine Scorziello per Baracchini che scivola ma si rialza e con il destro chiude la partita 2-0. Ultima occasione, Bivi cerca il gol, salva sulla linea Sandrin. Il Donatello vince la finale ed è campione regionale Under 14. 28 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta. Il Cernis Muzzane vince il titolo regionale della categoria Under 16 battendo a Trivignano il Donatello in finale, ed è proprio del Donatello la prima occasione dal dischetto. Tuiri dopo il fallo di Vidoni su Zaferovic manda però fuori, lo rivediamo, apre troppo il destro, errore punito perché dalla parte opposta Camarà riceve, si invola verso la porta di Bortolotti e lo supera con il preciso destro prima di essere festeggiato da tutti i suoi compagni. Andiamo a rivederlo, il destro dentro l'area, vale l'1-0. Ancora Cernis Muzzane, punizione di Furlan, respinge Bortolotti, il tappin di Karajic è fuori. Prima dell'intervallo ci prova il Donatello, il lungo lancio, Liva anticipa l'uscita di Ajdic, Stocco a porta ormai sguarnita, calcia alto. Nella ripresa il Cernis Muzzane ha la grande occasione per il 2-0, Enrico il traversone, Camarà da 2 passi manda incredibilmente fuori, Furlan poi è atterrato dentro l'area da Toma, indica anche in questo caso il dischetto, il direttore di gara, lo rivediamo, il contatto tra i due giocatori, lo stesso Furlan dal dischetto con il destro fa 2-0 nonostante Bortolotti intuisca. Festa per i giocatori in maglia arancione del Cernis Muzzane, Camarà scatenato, sfugge proprio a Toma, evita un avversario, poi evita anche Toma che rinviene, evita di nuovo un avversario, il suo sinistro però è fuori, non inquadra la porta. Il Donatello nel finale ha l'occasione per riaprirla, il destro di Vosca, il palo salva il Cernis Muzzane, eravamo nel recupero, allora può partire la festa dei ragazzi di Giulio Geremia che vincono il titolo e alzano al cielo di Trivignano la coppa della categoria Under 16.